assessore comunale qua a Triona. Vi do il benvenuto in questa sala che è la nostra sala, il nostro centro culturale. Mi fa moltissimo piacere vedere così tante persone. L'ho già detto una volta, quest'anno lo ripeto, secondo me questo vuol dire che quando le cose si fanno bene le persone poi rispondono. E questa è la seconda delle 4 serate che abbiamo voluto dedicare alla montagna, al nostro territorio. La prima l'abbiamo fatta circa 20 giorni fa, c'è qua Andrea insieme a Meg con Wildlife in Valle Argentina, è stato bellissimo, grazie ancora per quello che ci avete regalato. E la seconda di queste giornate invece è dedicata a questo documentario. Vi presento chi lo ha realizzato. Tanti di voi lo conoscono, si chiama Davide Avena, gli farei intanto un grandissimo ma volevo lasciare la parola a Davide che ci introduce al documentario. Grazie ancora. Allora, grazie a tutti, grazie per essere così numerosi stasera. Questo è un documentario che era un po' di anni che volevo fare e ho avuto il coraggio di farlo l'anno scorso. Era seguire Joanin, che in Valle lo conoscerete quasi tutti. È il pastore che quest'anno deve compiere 91 anni e lui ha vissuto tutta la sua vita come un uomo del 1700, del 1800. È l'ultimo di una storia della nostra valle che non ci sarà mai più uguale così, perché ormai il mondo è cambiato, è tutto diverso, e lui incarna questa Liguria aspra, questa Liguria di montagna in un modo secondo me puro e incredibile, un uomo a cui il tempo, lo diremo nel documentario, è corso intorno, perché lui è rimasto appunto come una persona del 1800. E l'abbiamo seguito durante tutto l'anno dell'alpeggio, quindi ci sarà più o meno tutte le varie fasi, dalla primavera fino alla neve, e niente, poi guardatelo, che è meglio guardarlo che parlarne. Vi avviso, è un documentario molto cristiano questo. Gesù e Giuda vengono nominati più che nei Vangeli, quindi ogni tanto c'è una bestemmiuccia, ma se vi dà fastidio fatevi il segno della croce, passa a tutti. Buona visione. In muratura starei molto bene al caldo, però le mie bestie qui a 2000 metri sul passo c'è molto vento, quindi le mie bestie patiranno. Quindi lui stava nella sua stazione di alpeggio estivo a quota 1800, che è un po' più in basso, però è in una conca molto riparata dai venti di settentrione, quindi una conca esposta a sud, che sarebbe appunto il famoso Chotto de Gioia. E lui stava lì perché lui stava molto scomodo, perché stava in un tendone, proprio in un tendone veramente abbastanza rudimentale, però le sue bestie stavano meglio perché erano più al caldo e più riparate senza vento, quindi per dire, lui pattiva un po' lui, però le sue bestie stavano meglio. Quello che oggi si chiama il benessere degli animali lui praticava in pratica da tutta la vita. In prima vengono gli animali, dopodiché lui, prima mangiano loro, hanno le varie curiche, vanno monti, vanno fatto formaggio, poi dopo se c'è tempo mangiano lui. E volevo ringraziare, appunto, qui abbiamo i 2 intervistatori. Roberto è stato importantissimo all'inizio perché ero timoroso di entrare nel mondo di Joanin e dargli fastidio con le telecamere. E allora Roberto è stato l'amico che, parlottando con lui, ha fatto parlare, ma poi avete visto 2 secondi e era un attore, ci ha detto anche dove mettersi con la luce del sole perché fosse illuminato bene. E se avete visto, ogni volta che passava il drone subito lo vedeva, lo guardava, non lo perdeva di vista. E quindi grazie a Roberto, grazie a Matteo che porta avanti l'eredità di Drego, che se no anche Drego sarebbe un altro posto perso dalla Valle Argentina. Grazie Claudio che è lì, grazie Luca che ha fatto le musiche, che l'ho visto laggiù, grazie Silvia, grazie Sergio, grazie Maurizio, mio fratello, grazie a tutti noi che stasera non c'erano. Grazie a voi che siete venuti stasera e soprattutto grazie a Giovanni. Non so se qualcuno vuole fare qualche domanda, anche tecnica, io non
Ne faccio una io, tanto per rompere il ghiaccio, anche quanto tempo avete impiegato a farlo? Più o meno so qualcosa perché mi avete raccontato durante il periodo delle riprese eccetera, quindi quante ore di ripresa ci sono dietro per tirare fuori l'ora e passa dei documentari che abbiamo visto, e magari dici qualcosa. Allora, si vede, iniziato in primavera quando si tosano le pecore e poi ogni tanto lo andavamo a trovare, anche perché appunto ogni volta magari lui raccontava qualcosa di diverso, quindi poi si metteva tutto insieme. Quando ho tirato fuori tutto quello che c'era di interessante da dire nel documentario, ho detto ok, qui c'è quello che serve, erano 10 ore e quindi bisognava un po' decidere cosa distruggere, cosa tenere, però direi che c'è il succo di tutto quello che... Ci sono un sacco di altri racconti bellissimi che vabbè, ce li ricorderemo noi, bellissimi, tante altre cose ha detto belle. E avevo iniziato un anno prima andando a Tunde e poi non me la sentivo, mi sembrava veramente di entrare in un mondo che ho detto lo lascio tranquillo, poi l'anno dopo ho detto vabbè dai facciamolo, se no è un peccato perché veramente è un personaggio unico lui. Ancora una cosa, quello che avete fatto è incredibile e grazie per averlo fatto, perché tutto questo racconto, queste immagini non le avremmo, sarebbe finito tutto e siete stati anche tempestivi in quello che avete fatto. Non so se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Vi facciamo ancora un grandissimo applauso. Grazie a voi.